Il piano di sviluppo rurale è quel finanziamento della progettazione europea che va a portare per i prossimi 5 anni fino al 2020 1 miliardo e 200 milioni di euro verso il mondo e il comparto agricolo del Veneto. 1 miliardo e 200 milioni di euro, queste le risorse destinate a potenziare la competitività dell'agricoltura veneta e aumentare la redditività delle aziende. L'agricoltura nel Veneto registra un fatturato da 6 miliardi di euro l'anno, cifra che sale a oltre 30 miliardi se si considera l'intero indotto. Il programma di sviluppo rurale porta nuova linfa a questo settore che, soprattutto in determinati comparti, non è esente da difficoltà. Sicuramente è una grande opportunità, soprattutto per le aziende giovani innanzitutto, che saranno i primi bandi che apriranno, per cui un'opportunità è realizzare il sogno di imprenditori giovani. Comunque anche un'opportunità per le altre aziende effettivamente per concretizzare quanto hanno messo in programma in quest'anno. Sicuramente l'inizio, avremo 4 anni davanti che effettivamente può dare dei risvolti sicuramente positivi al mondo agricolo. Da qui al 2020 una serie di misure che saranno attive attraverso bandi specifici destinati, tra le altre cose, alla promozione agricola e al sostegno dei giovani agricoltori. Io ho in questi mesi visitato quasi tutto il Veneto, anche parte del Veneto che non conoscevo, e ho visto che c'è un grande interesse. Abbiamo diverse migliaia di domande di giovani imprenditori che si avvicinano naturalmente anche per cambio generazionale delle imprese, e questo aiuto che noi daremo sarà di circa 40.000 euro a fondo perduto dei giovani dai 18 ai 40 anni.